Quante volte abbiamo sentito parlare di falsi invalidi, di truffe per percepire false pensioni di invalidità da un lato e di programmi straordinari di verifiche da parte dell'INPS dall'altro. Solo nel 2010 l'INPS ha revocato circa il 23% delle pensioni di invalidità civile controllate, contro l'11% del 2009, per non parlare di ulteriori verifiche per tutto il 2011 attraverso un piano INPS capace di fungere da deterrente per i potenziali truffatori. Il paradosso di tutto questo, così come evidenzia la CGIL SP di Agrigento, è che spesso sono i veri invalidi a pagare le conseguenze di questo eccesso di controlli e di una burocrazia che costringe tanti invalidi reali a continue verifiche. Invalidi civili vessati e sballottati tra ispezioni e accertamenti a raffica, si legge in una nota della CGIL Pensionati. Da qui l'esigenza di un incontro che si è svolto con i responsabili dell'ufficio INPS di Agrigento per rimediare a queste persecuzioni burocratiche. In tutto, precisa la nota, 3 visite di accertamento in un anno, patologie irreversibili o terminali ricontrollate, attivazione provvisoria dell'assegno di invalidità e di accompagnamento e spesso successiva revoca e tanto altro ancora. Dunque da un eccesso ad un altro. Al tavolo di confronto è emersa una sostanziale convergenza tra il sindacato e l'INPS rispetto alla necessaria eliminazione dell'accavallamento e incrocio delle visite ad una stessa persona, tra verifiche ordinarie e straordinarie, nonché sulla inutilità, sottolinea la nota, spesso delle tante verifiche sui casi gravi e non migliorabili. E a riprova che la CGIL non vuole solo contestare le direttive in materia, si richiama, si conclude la nota, la presa di posizione contro tali procedure da parte del Comitato Provinciale Agrigentino e del Sindacato dei Medici dell'INPS, che riunitosi a Torino hanno voluto formalizzare la loro posizione di dura critica al governo e ai vertici dell'istituto proprio su questa tematica. Intanto localmente viene assicurata assistenza legale a chi deve fare ricorso attraverso i legali convenzionati con la CGIL.